io vorrei portare sia un pensiero personale, io ricordo e poi appunto dire due cose come presidente della casa editrice della biblioteca di Bari. Allora, come dicevano, io ho conosciuto Adriana Mazzarella nel 1980, io l'ho conosciuto nel 1990 e allora si aveva l'abitudine di incontrarsi nelle case degli analisti italiani e si faceva aria, si faceva cultura, si parlavano di cose legate al mondo jungiano che io naturalmente come neofita non potevo ancora capire, ma essendo stata iscritta all'Università di Zurigo mi avevano invitata a partecipare a una di queste serate e ricordo ancora le prime parole che Adriana mi disse: Mia, noi donne dobbiamo imparare a parlare, dobbiamo andare ai convegni, dobbiamo ascoltare io, ricordati. È significativo che le parole che Adriana mi rivolse l'ultima volta che la vidi l'anno scorso per 5 anni furono: Mia, continua a parlare di Jung, mi raccomando, altrimenti il suo pensiero muore. Nel 1996 con il collega Saverio Falcone abbiamo fondato Vivario, una nostra casa editrice. Il libro di Adriana Mazzarella, che ci è stato passato appunto da notti ai tempi, è stato per noi all'interno delle nostre pubblicazioni un punto di riferimento jungiano preziosissimo, una punta di diamante. È un testo assai ispirato, al quale in tutti questi anni Adriana ha sempre tenuto alto l'entusiasmo, tanto da farlo tradurre, come diceva, a sue spese, sia in inglese che in tedesco. Era come un suo bambino, ne aveva cura, ci telefonava spesso per sapere come andavano le vendite, giustamente, ma come se appunto non erano solo degli jungiani del CIPA interessati, ma altri persone del mondo culturale italiano, e noi potevamo solo rispondere assertivamente, perché questo era vero. Ecco, ma e chi di noi non è mai andato alla ricerca di Beatrice? E chi di noi non è mai stato accompagnato su questa via da Adriana Mazzarella con le sue lezioni, i suoi dibattiti, i suoi seminari? Allora posso solo dire grazie Adriana per tutto quello che hai fatto e per quello che continuerai a fare ancora all'interno di quei libri, perché quelli sono, si spera, eterni, si spera, almeno fin quando viviamo noi, quindi grazie.